buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica del circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Boomerang, gli illusionisti della danza, è il nuovo spettacolo teatrale della RBR Dance Company che sta per arrivare nei teatri del circuito ERT e che vedremo in particolare giovedì prossimo, il 16 dicembre, a San Vito al Tagliamento e il giorno successivo, il 17 dicembre, al Teatro Zancanaro di Sacile. È uno spettacolo suggestivo e di grande impatto e il nostro ospite di oggi è la persona più adatta per presentarcelo e raccontarcelo. Diamo quindi il benvenuto a Cristiano Fagioli, produttore, regista, coreografo e fondatore della compagnia. Benvenuto e grazie di essere il nostro ospite al Teatro Casa Buon- Tua. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Partiamo proprio dal titolo dello spettacolo. Perché Boomerang, gli illusionisti della danza? Ma allora c'è da dire, prima di spiegare il titolo, facciamo un passo indietro. Allora, lo spettacolo racconta, diciamo, i problemi ambientali e quindi inizia con la comparsa della vita sulla Terra e poi il primo quadro rappresenta il progressivo ritirarsi delle nevi perenni e il secondo si scende poi nelle caotiche città tra la quotidianità e tra la quotidianità automatizzata dell'essere umano. E l'ultimo quadro si scende nelle profondità, diciamo, degli abissi, seppur nel nostro immaginario pensiamo appunto essere infinite, sono saturi di plastica. Quindi boomerang perché? Perché ha la proprietà di tornare al punto di lancio. Quindi il messaggio è attenzione a come ci comportiamo, che tutto si torna indietro. Infatti, cioè, la danza in questo caso si fa portatrice di un messaggio e i temi che ci hai introdotto appunto evidenziano la relazione tra l'uomo e la natura e l'impatto dell'uomo e della natura. Sì. Come avete voluto raccontare questa relazione così complessa sul palco attraverso la danza? Ma guarda, è nato tutto con lo spettacolo nel 2014, con lo spettacolo Indaco, dove lì, anche lì si parlava di, diciamo, problemi ambientali, però era, diciamo, era strutturato a 360 gradi. E ci siamo accorti che c'era un interesse, appunto, sulla tematica di questo spettacolo, per fortuna, e quindi abbiamo, come dire, concentrato un po' le nostre produzioni ripeto, sui problemi ambientali, perché vedo che poi l'opinione pubblica comunque, ripeto, per fortuna è interessata. Quindi perché no? Se possiamo dare un messaggio facendo il nostro lavoro, quello che più ci piace, insomma, ben venga. Sì, un tema che poi dal 2014 ad oggi è diventato anche sempre più urgente per sempre più persone. Avete visto cambiare il pubblico rispetto a queste tematiche ed è sorpreso di trovarle trattate attraverso la danza? Ma inizialmente, diciamo, non molto. Diciamo che ci sono voluti 3-4 anni prima di, come dire, far interessare il pubblico a questo tipo di messaggio. Ora vediamo che effettivamente c'è un grosso interesse. Noi abbiamo una lunghissima tournée che abbiamo iniziato a maggio e finiamo il 18 di dicembre, attraversiamo tutta l'Italia, quindi vuol dire che anche i direttori artistici sono sensibili a questa tematica e per far, insomma, come posso dire, per far poi vedere al proprio pubblico, insomma, quello che è il problema ambientale, insomma, ecco, quindi ben venga. E veniamo poi alla seconda parte, diciamo in un certo senso, del titolo dello spettacolo che richiama anche la cifra stilistica della compagnia, Gli illusionisti della danza. Puoi Sì. spiegarci perché e cosa deve aspettarsi il pubblico? Ma guarda, allora, gli illusionisti della danza ci è stato dato da una recensione dopo Indaco e a quel punto lì ce lo siamo sentiti come dire, un po' come un abito, no? Cioè,
si indossava bene diciamo questo nome. E l'abbiamo mantenuto perché effettivamente poi durante lo spettacolo e di Indaco e di Boomerang effettivamente l'illusionismo c'è. Cioè, in un batter d'occhio il ballerino appare e sparisce. Ci sono dei giochi di luce dove il pubblico rimarrà sorpreso perché effettivamente non riesce a capire al momento, diciamo, quello che sta succedendo sul palcoscenico. E quindi c'è un po' lo stupore, insomma, ecco. Grazie, ripeto, a uno studio accurato di luci e di scenografia, perché insomma anche quella è importante, e anzi in questo caso è molto importante. E, noi cerchiamo di poi, come dire, di portare il pubblico in un mondo parallelo, ecco, dove, tra virgolette, problemi e pensieri per quest'oretta, per 70-80 minuti, si mettono da parte per immergersi poi in un mondo incantato. E, ecco, questo diciamo è Boomerang e Illusionisti della danza. Direi che è il momento ideale per guardare il video del trailer dello spettacolo e così dare anche uno spunto in più, una ragione in più al pubblico per incuriosirsi rispetto a Boomerang. Grazie. Alcuni mi chiamano Vita. Sono stata qui per miliardi di anni. Non ho bisogno dell'uomo, ma l'uomo ha bisogno di me. Ebbene sì, da me dipende il tuo futuro. Se io prospero, tu prosperi. Se io vacillo, tu vacilli, o peggio. I miei corsi d'acqua, le mie foreste possono prenderti o lasciarti andare. Come decidi di vivere ogni giorno non ha importanza per me. In un modo o in un altro, le tue azioni determineranno il tuo destino, non il mio. Io vivrò ancora, sono pronta ad evolvere. E tu? I pochi minuti che però già parlano al pubblico. E a proposito di pubblico, non è la prima volta che un vostro spettacolo viene ospitato nei teatri del circuito ERT per quanto riguarda la danza, che appunto realizziamo in collaborazione con artisti associati. Hai o avete qualche ricordo legato ai teatri del circuito e al pubblico del Friuli Venezia Giulia? Sì, beh, diciamo, intanto ringraziamo ERT che ci ospita sempre molto volentieri, noi insomma ci fa molto piacere. Diciamo che i teatri sono teatri, organizzati veramente molto bene e quindi insomma la voglia di tornare in Friuli è sempre molto come posso dire, sempre molto bella, insomma, quello quello che ci piace dell'ERT è il pubblico, no? Che è sempre molto caloroso, no? Noi abbiamo portato anche lì Indaco e andò molto bene, adesso speriamo che in Boomerang sia altrettanto, insomma, ecco, il messaggio del finale dello spettacolo prima dell'ultima coreografia, insomma, fa capire, no? Cosa vogliamo che il pubblico, cosa vogliamo dare al pubblico, cosa vogliamo che il pubblico. Noi quello che ci interessa è che a fine spettacolo si faccia semplicemente una domanda, no? Quindi questo, insomma, comportiamoci meglio perché il mondo è uno, per ora su questo possiamo stare, non ce ne sono altri dove possiamo, come dire, traslocare. Quindi è importante, insomma, che ognuno di noi faccia qualcosina, o anche se sembra poco, però è già qualcosa. Mi sembra che abbiamo, diciamo, raccontato tutti gli ingredienti di questo spettacolo, dalla danza all'illusione, alla scenografia, alle luci, fino appunto a un tipo di messaggio che
si vuole dare al pubblico, e in un certo senso a questo punto manca soltanto il pubblico, quindi ricordiamo le date di Boomerang, gli illusionisti della danza: il 16 di dicembre a San Vito al Tagliamento e il 17 dicembre a Sacile con la RBR Dance Company. Quindi vuoi aggiungere un messaggio per un invito al nostro pubblico? Sì, io ovviamente vi aspetto il pubblico di San Vito, di Sacile. È uno spettacolo da non perdere, scusate la presunzione, ma insomma è così, e vi aspetto numerosi, insomma, ecco. Io credo che se si manca questo spettacolo, come dire, si perde qualcosa, lasciatemi dire questo. Bene, lasciamo con questo appello e con questo messaggio al pubblico. Grazie appunto a Cristiano Fagioli, grazie di essere stato nostro ospite. Il Teatro a Casa Tua torna come sempre i giovedì sulle pagine Facebook e YouTube di ERT Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutte e a tutti per averci seguito e buona serata.